Buongiorno amici dalle rovine di Sagalassos. Ci mettiamo in moto, facciamo una bella colazione, il campo è già pulito, Roby è in fase di preparation e dopodiché ci incamminiamo per vedere quest'altra meraviglia turca. Il caffè l'ho preso, ho fatto la volta la coc, un po' di formaggio, il cocco, frutta secca, le fragoline, l'uva, dugne, tisana, altri fruttini, l'ho detto a coppie di roba, quindi oggi siamo così. E facciamo 3 minuti la prossima volta, che poco duro. Pronti al viaggio? Pronti? Buongiorno. Buongiorno. Dai, sarà un viaggio lungo, preparati. Ok? 3, 2, 1. Si parte. Allora, stiamo uscendo dal nostro spot. Scaglietto per 5 secondi non è legato, ma è proprio il tempo necessario per salire. Stiamo parlando di 1 minuto e lui quando è così è proprio tranquillo. Vero amore? No, così già rimane tranquillo. Sì, infatti, questo mezzo secondo sì. A 500 metri dall'ingresso eravamo, Esatto, perché non ci hanno fatto rimanere. esatto, in questo bellissimo strapiombo dove io minaccio costantemente il Fai a mio, piedi. il mio compagno di farmela a piedi. Vabbè, non si vede però. E qua c'è Scaglietto, iniziano a cadere le cose, vai! Eccoci arrivati. Sai che ti lascio qua all'ombra, lo sai? Quasi. Arrivati amici. Pronti? Partenza. Si va. Pronti? Qualche secondo per Sagalassos. Pronti per Sagalassos? Non vediamo l'ora. Si va a stare in Spagna. Sanno. Però penso un po' meno rispetto agli altri. Boh. Sagalassos, incastonata tra le pittoresche vette del versante occidentale Montagne del Tauro, è un'antica città che sussurra storie di un'epoca passata. Questo affascinante sito archeologico nella Turchia sud-occidentale promette un viaggio arricchente nel tempo, rivelando la grandezza di una città che un tempo prosperava nel cuore della Pisidia. Sagalassos giace a circa 100 km a nord di Antalya e a 30 km da Burdur e Ispan. Le rovine maestose della città si ergono a un'altitudine compresa tra i 1450 e i 1700 metri, a soli 7 km dalla città di Aglasun. Durante l'epoca imperiale romana, Sagalassos deteneva il prestigioso titolo di prima città della Pisidia, consolidando la sua posizione di importante centro urbano nella regione,
ora nota come regione dei laghi turchi. E noi siamo sul monte Akdag. Stiamo un po' frugando in mezzo alle rocce ancora catalogate e ancora da sistemare all'interno del sito. E lì c'è lo studio del tipo di pietra, dove va a incastrare. Ci sono anche pezzi piccolini che adesso non c'entriamo neanche qui dentro, però ci sono anche cassette con, diciamo che è poco custodito questo posto, almeno in questo lato. Qui non ci andiamo perché le cassette sono quelle più piccole, dove sono pezzi magari con una leggera scolpite anche poco poco, quindi vanno poi a fare un mosaico. Vediamo gradini, noi saliamo. C'è tutto un disseminato di pietre scolpite, lavorate. Quindi ancora non siamo entrati in quello che poteva essere il sito, cioè quello che è il sito in sé ufficiale. Stiamo un po' girovagando per vedere se c'è qualcosa di diverso da quello che abbiamo già visto. Infatti stiamo arrivando a un anfiteatro adesso. Sembrerebbero delle terme. C'è un cartello, ma vediamo. Non è una terma, ma è una fontana dove ancora oggi esce l'acqua. Con la sua espansione, la città incorporò gradualmente le valli circostanti nel proprio territorio. Fu conquistata da Alessandro Magno nel 333 a.C. durante la sua campagna in Persia. La città prosperò dopo essere entrata a far parte dell'impero romano nel 25 a.C., diventando un importante centro per il commercio. Era collegata alla rete stradale anatolica e con le città costiere della Licia, inclusi centri nell'Ionia. Arriviamo all'anfiteatro che è sotto lavorazione, è tutto crollato. Comunque quest'area è soggetta molto anche ai terremoti, quindi questo sicuramente è stato fatto crollare da uno dei tanti. L'architettura di Sagalassos riflette l'influenza dell'ellenizzazione e del dominio romano. La costruzione della città si interruppe dal 235 d.C. fino al IV secolo, quando riprese nel 368 d.C. a seguito di una serie di sviluppi amministrativi. Tuttavia, la gestione cittadina divenne meno partecipata dalla popolazione locale e i cambiamenti religiosi influenzarono lo stile architettonico. 3 eventi principali contribuirono al graduale declino di Sagalassos nel VI e VII secolo. Ogni secolo iniziò con un terremoto e nel 541 e 542 d.C. la città fu devastata da un'epidemia di peste. Nonostante queste tragedie, gli abitanti rimasero nella città, sopravvivendo principalmente grazie all'agricoltura. Tuttavia, entro il XIII secolo la popolazione era scomparsa. Una città vicino, Aglasun, si sviluppò nella regione e intorno al 1200 d.C. i Selgiukidi conquistarono il sito.
Dal 1990 archeologi dell'Università di Leuven in Belgio hanno condotto scavi nel sito di 450 ettari della città antica. Tra le scoperte più notevoli ci sono un enorme complesso di bagni romani, una biblioteca, una villa urbana con oltre 80 stanze e un teatro con una capacità di fino a 9.000 spettatori. Girava tutto attorno. Speriamo bene. Speriamo bene. È ancora piccole, non grandi come quella. Però puoi uscire. Ragazzi, cioè, sì, è un po' pericoloso, perché comunque poi qui la parte tutta quanta caduta, però sotto la galleria è ancora, diciamo, percorribile. Però questo è il mucchio di macerie. Sì, diciamo che anche a discapito del turismo, a discapito nostro, questo non dovrebbe essere tutto completamente aperto, perché sono molto pericolanti i muri di sostegno, i blocchi. Guardate adesso questi magari reggono, però magari basta una leggera scossa di terremoto che tutto verrebbe giù. Cioè, logicamente ne approfittiamo, però c'è molto rischio. Quella parte è venuta giù, come è venuta giù anche questa qui giù, dove c'è, diciamo, la parte centrale del palco, e anche questa è completamente giù, e però la galleria interna è ancora intera. Scendiamo verso il palco. Logicamente sono anche scavate i gradini, per fare i gradini centrali e scendere sono ulteriormente scavati. Amici, questo anfiteatro è una cosa stupenda, è enorme, enorme. E siamo solo all'inizio, C'è un'altra bella parte più in fondo della città. Amici, questo fra un paio d'anni, adesso ci sono gli scavi e il recupero delle pietre qui sotto è continuo. Fra un paio d'anni, se viene rimesso a posto, questo anfiteatro è uno spettacolo veramente grande, molto bello da vedere, molto bello da vivere, con tutto quello che c'è attorno.
questi a forma di cuore. Foto, non ne voglio più fare foto, basta. Nel cuore della città romana di Sagalassos, la fontana monumentale, detta anche Ninfeo di Antonino, era simbolo di prosperità. Utilizzava un sistema idraulico all'avanguardia, basato su acquedotti che trasportavano acqua pura da sorgenti lontane, tubazioni in terracotta perfettamente isolate, un sistema di vasche e sbocchi decorati da statue. L'acqua scorreva pubblicamente, offrendo refrigerio, decoro e un punto di incontro per tutti. Gli antichi romani curavano ogni dettaglio della gestione idrica, prevedendo circuiti separati per acque potabili e reflue. Costruita tra il 161 e il 180 d.C., durante il prospero regno dell'imperatore Marco Aurelio, la fontana ha continuato a scorrere dall'inizio degli scavi tra il 1993 e il 1995. Il restauro, iniziato nel 1998, è stato completato nel 2000. Non è una semplice rovina. Oggi l'acqua sgorga come faceva 1800 anni fa, un'opera romana tornata a funzionare dopo secoli sotto tonnellate di terra e sassi. La fontana di Sagalassos emoziona chiunque la veda, dagli studiosi ai semplici viaggiatori. Microchip. Meglio così. Ma è vero? Cos'è nell'orecchio? Ti dà fastidio, amore? Poi buttate pure, chissà il dolore che mi avranno fatto. È un bel lavoro.
Questo deve essere un altro mezzo anfiteatro, eh? Sì. Qui siamo in mezzo ai lavori continui di scoperta. Siamo arrivati alla fine, quindi schibidi Robby, forza Pirri, e proseguiamo il nostro viaggio, direzione Pamukkale, con le sue vasche in travertino, con la sua città antica e chi lo sa, magari anche un po' di aria calda, a buon intenditore, poche parole. Non dal sedere. Non da sedere. Andiamo, che Sky ci aspetta. Pit stop, quindi una bella zuppetta sulla strada, una bella zuppetta. L'abbiamo già assaggiata in Già realtà, assaggiata? perché ce l'ha fatta assaggiare prima di portarcela ed è Buona. semplicemente Buona. squisita. E sono arrivati anche i secondi, il mio carne fanculo, carne e formaggio, quelli vade retro Satana e poi Fegato fatto, gli spiedini di fegato. era fegato, non mi ricordo, Cos'era? Scusa, spiedini di fegato. spiedini di fegato, Ecco, questa roba. sarà.
Riprendiamo la marcia a Pamukkale, 3/4 d'ora siamo arrivati, dopodiché decidiamo cosa vedere, cosa fare oggi. Buon pranzetto, Abbiamo mangiato divinamente. Modica cifra di quasi 13 euro, in tutte e due insieme, 13 euro totali, va bene. Arrivati a Pamukkale, abbiamo trovato, sempre che sia vero, ah no, niente, la surprise, niente. Nella prossima puntata, anzi no, in questa puntata, perché vediamo di farla tutta insieme. Allora, non lo diciamo adesso quindi? Non lo diciamo adesso. Volete saperlo ora? Se rispondete ve lo diciamo. Non avete risposto. Comunque abbiamo trovato quello che volevamo fare a un prezzo... Lo stai dicendo? No, non dico cosa, dico che abbiamo trovato quello che volevamo fare a un prezzo stracciato, molto inferiore rispetto a quello che si trova su internet. Anche qua in alcuni ti danno prezzi un po' più veramente bassi per quello che è lo standard come prezzo. Vediamo. Non abbiamo pagato quasi niente, abbiamo dato una leggera caparra, quasi niente abbiamo dato, non è che... Diciamo che abbiamo pagato la metà e in alcuni casi un terzo di quello che si pagherebbe, ecco. Ok? Un sesto abbiamo pagato. No. Come non hai pagato un sesto? Perché è a testa quello che abbiamo dato No, alla il totale a testa è un terzo. Vabbè, a parte le percentuali, comunque abbiamo dato una piccola caparra, abbiamo dato e vediamo domani mattina se si farà un... No, le percentuali sono importanti. Andiamo a vedere le vasche di travertino da giù, perché sinceramente per fare tutto il giro con le varie vasche e tutto quanto, più sicuramente c'è anche la città di Ierapolis, 30 euro. A questo punto ce le vediamo da giù e magari se stasera ne ho voglia ci drono. Sono sotto qua, intanto abbiamo trovato una postazione qui sotto alle vasche di travertino. Andiamo a vedere. Rispondimi, diglielo però. No, digli no. Sky, non si mangiano, non si mangiano.
tanto è bello che ci stiamo pensando di entrare, veramente è bello. Qui c'è una sorta di ingressino, dai, diciamo che però non si vede dall'alto le vasche celesti, insomma le varie vasche non si vedono da qui giù. Qui diciamo che è proprio un aperitivo di quello che si può vedere. Di auto sono anche illuminate, eh. Scusate, non stiamo cambiando, ma stiamo facendo diverse considerazioni. Quindi entrare lì, sì, c'è anche tutta la visione da vicino, vederle da vicino le vasche è bellino, però e non posso dirlo però, perché se dico che non entriamo perché domani mattina no, nulla, niente, sarà tutta una sorpresa. Fate conto che non vi ho detto nulla. Oggi non entriamo. Guarda che vada, faccio un volo stanotte, perché comunque è tutto illuminato, quindi se riesco a fare una dronata stanotte sono contento. E poi vediamo un po' come organizzarci per domani. No, almeno con questa no. Questo è fico, eh. Comunque sto facendo i video, stiamo continuando a fare i video con basse luci che danno queste luci, guarda, questi colori. Il nostro viaggio di oggi finisce qui. Quindi arrivederci, anzi, asibiri.